Ciao a tutti. Ci sono delle persone che hanno tanta forza da vendere, ma sono mandronas spacciadas. E poi c'è lui, eccolo là, il contadino, che ha voglia da vendere, ma non ha le energie di quando aveva 30 anni. E per questo è molto dispiaciuto, ma noi gli auguriamo di vivere a lungo anche così. Vi voglio mostrare il suo orto, se siete curiosi. Ah, io, beniga di conto. Eccolo, si sta riposando. E questo è il suo orto. Qua ci sono le favette, le patate. E qui cosa c'è? Peperoni, questi sono da quelli da mettere sott'olio. I salamata che si chiamano cui, questi da pistoncino, lo fai sapere. Questo spuro fonti i pistoncini, i confettai. Quest'altra fonte, 12 fonti su di questa anche speciale, ma non sapevo, non riuscivo. E esatto 12 fonti di questa camona. Questa è questa che poi ti usa tra di questa bella. Piperoni, giallo, rubio e altro 12 che devo confettare. Fagiolini, lattughe, caulaflora folla. Poi vedi che lo vedi le cipolle che tu vuoi mettere di quella cipolletta, non si andare a fare grave. Guarda le Cipolle, aglio, lattughina. Qui ci sono le prime fave che non hanno portato frutto. Qui ci sono i pisellini. Questo è il primo baccello. Aspettate che lo tagliamo. Eccoli qua, i primi pisellini. Purtroppo si è riempito di erba e quindi adesso dobbiamo cercare di raccogliere i pisellini senza distruggere la pianta, perché magari riusciamo a mangiarne almeno qualche volta. E le favette qui sono proprio mal combinate. Babbo non è riuscito a liberare le piantine dalle erbacce perché comunque ha una marea di acciacchi, però comunque guardate che orto. Mio zio lo invidiava sempre, diceva sempre Benigno, un orto meraviglioso, là uno atto che sta cercando di fare danni. Abbiamo delle splendide biettole, oggi le ho utilizzate per il minestrone. Anche qui ci sono dei piselli in questo tratto ma l'erba è tantissima, adesso cercherò di liberarli io un pochino, senza fare danni. Il reparto che una volta era una bella grandissima serra, ma poi il vento ce l'ha semidistrutta, ci sono il basilico, prezzemolo seminato, e in questi solchi ci sono i fagioli e da questa parte ci sono le carote. Ecco il gatto che sta combinando danni. Miccetto, sparisci! Ecco, mio babbo sta guardando se ci sono novità in merito ai fagioli. Dai, speriamo di mangiarne perché ci piacciono tantissimo. Allora, mio babbo mi ha chiesto di portargli dell'erba per i maialini. Aio, daus. Dal nostro orto vi salutiamo. Ciao a tutti e a Sibirisanus.